È un appuntamento molto importante per noi, quello che stiamo vivendo oggi. E quindi vorrei iniziare con il salutare, il dare il benvenuto in questa sala a tutti quelli che sono con noi in presenza o attraverso il collegamento. Un benvenuto che è veramente fatto con il cuore, no? Un benvenuto cordiale. Non è stato facile ritrovarci in questo momento, per cui è veramente con soddisfazione che diamo inizio a questo evento. Naturalmente il saluto vorrei rivolgere in primis al nostro patriarca, Monsignor Moraglia, che ha voluto essere con noi qui oggi a manifestare la sua vicinanza non solo a questo evento, ma penso anche al mondo della sanità che sta vivendo in questo periodo dei momenti molto particolari, complicati, a volte anche difficili e non da tutti compresi. Poi volevo rivolgere il mio saluto alle persone che sono qui con me in presenza. C'è la Presidente Marini, a cui rivolgo il mio deferente saluto, il consigliere D'Ippolito, che ci è sempre molto vicino come azienda sanitaria, la professoressa Facchin, Giovanni Agliata. Mi scuso ma non ho gli occhiali, quindi non vedo tutti. Ma soprattutto vorrei salutare l'avvocato Pasini e la professoressa Calmasini, ma soprattutto proprio di cuore l'avvocato Pasini, perché vedete è lui il vero ideatore, promotore, è il motore di questa iniziativa. Quindi grazie veramente avvocato di cuore per la determinazione con cui ha portato avanti questo progetto. Un progetto che vede, come avete visto, insomma, ecco dalla presentazione, un titolo molto importante, no? Le giornate della Serenissima. L'utilizzo del plurale sta a significare che questa vuole essere una prima giornata, a cui ne seguiranno sicuramente delle altre, su tematiche riguardanti la salute. Il progetto nasce, come dicevo, dall'idea dell'avvocato Pasini, che mi ha, come dire, manifestato questa necessità di fare qui a Venezia degli incontri su temi sociosanitari, sui temi della salute, ma che avessero un'apertura soprattutto alla persona, al cittadino. E questa sua idea mi ha trovato subito non d'accordo, molto di più, perché è una cosa a cui come direzione generale, come direttore generale, come azienda sanitaria teniamo tantissimo, cioè l'ascolto dei cittadini. E quindi insomma il fatto di dire iniziamo questo ciclo di giornate qui a Venezia ha, come dire, preso veramente la voglia, il cuore da parte nostra, e su questo progetto abbiamo trovato a fianco la Regione del Veneto, e qui approfitto per ringraziare il Presidente Zaia e l'assessore Lanzarin, che chiaramente non possono essere qui perché sono impegnati nella sede della Protezione Civile di Venezia a coordinare le attività appunto in materia di coronavirus del Veneto, ma che ci mandano il loro saluto e apprezzano molto quello che stiamo facendo. A fianco abbiamo trovato l'AI con Giovanni Agliata, che ringrazio, abbiamo trovato Uniamo, abbiamo trovato l'Ordine dei Medici, abbiamo trovato appunto anche Pasini, l'associazione appunto presieduta dall'avvocato Pasini. Quindi un gruppo di persone che rappresentano delle associazioni, che rappresentano dei cittadini e che vogliono appunto testimoniare come queste giornate siano appunto aperte al mondo che ci sta attorno. Vogliono essere queste giornate un continuo ascolto delle persone che soffrono, ma non solo, e per poter portare la loro voce a quelle che sono le istituzioni e permettere a queste un confronto che possa essere veramente costruttivo per la salute della nostra comunità. E veniamo al titolo di oggi, la salute dei cittadini. Penso che come oggi il titolo non poteva non essere così azzeccato. Viviamo nel contesto che conosciamo tutti e che non stiamo qui a ripetere, a rivedere, ma è un contesto in cui da mesi, se non serviva, ma comunque ha evidenziato come il valore della salute di ognuno di noi sia un valore veramente importantissimo. E lo scopriamo purtroppo solamente in occasione di queste evenienze, di questi momenti, di quando ci vediamo ristretti in casa, di quando ci vediamo ricoverati in ospedale, ma non solo nei reparti di terapia intensiva. Allora lì scopriamo il vero valore della salute.
Quindi priorità della salute che emerge in questo periodo, priorità della salute che diventa anche centralità della salute nella vita della comunità. E questo ci porta ancora una volta a evidenziare come dobbiamo essere veramente consapevoli e responsabili dell'alto valore della salute che ognuno di noi deve preservare. E quindi tutti, mi addentro brevissimamente nel tema del coronavirus, noi tutti dovremmo essere impegnati io a fare la nostra parte per poter limitare il diffondersi dell'epidemia. È inutile che pensiamo e che ci dibattiamo lockdown sì, lockdown no. Facciamo intanto il nostro dovere. E quello che è stato fatto in Veneto, in sostanza. Il modello sanitario del Veneto penso abbia fatto scuola nella prima fase dell'epidemia e sta cercando anche in questa seconda fase di porsi come guida a livello nazionale e non solo per affrontare questa seconda ondata nella maniera più efficace e più efficiente possibile. Certo che ha bisogno veramente dell'aiuto, del senso di responsabilità, del senso civico di ognuno di noi. È bello vedere attorno a questo tavolo le associazioni di volontariato. Rappresentano la voce dei cittadini, rappresentano proprio come dire, il cittadino nella sua fragilità, no? E quindi per noi è importante sentirli, ascoltarli e capire dove possiamo posizionare meglio i nostri interventi. È chiaramente con questo augurio dell'attenzione alla persona che proseguiamo in questo incontro e con l'augurio di saper, parlo per me, parlo per la mia azienda, di saper essere sempre molto attenti alla persona in tutti i suoi vari aspetti, quello dell'accoglienza nei nostri servizi, quello dell'accompagnamento durante il loro percorso di diagnosi e cura, quello dell'ascolto continuo, costante, in maniera che la persona si senta veramente accompagnata e affiancata dal sistema sanitario. Solo così penso possiamo veramente dare una risposta efficace al tema di oggi, la salute dei cittadini. Grazie e buon lavoro.